Amici di Sportisili, buonasera, amici di Localcio, buonasera anche a voi, bentrovati a questo appuntamento, diciamo così, casalingo con Localcio. Cominciamo come di consueto, intanto ricordando quelli che sono i modi per seguire Localcio, per seguire Sportisili. Partiamo appunto dalla pagina Facebook di Sportisili, la pagina Facebook Localcio più e il canale YouTube Sportisili TV, dove potrete vedere, dove potrete seguire questa trasmissione e tutte le altre già andate in onda in questi mesi. Ormai siamo agli sgoccioli di una stagione che è stata lunga, è stata tortuosa, è stata emozionante, è stata interessante, insomma tanto da vivere ancora, tanto da raccontare, tante cose da vedere, tante cose di cui parlare soprattutto. Visto che in questo weekend che è appena trascorso, che è stato anche l'ultimo per quel che riguarda il mese di aprile, c'è stata la conclusione della regular season in eccellenza, sono scattati i playoff e si sono disputati i playout in promozione, oltre ad essersi giocata ieri una interessantissima Gemini Messana di Coppa Italia, semifinale di andata di Coppa, di cui naturalmente vi parleremo, anzi vi parlerò in caso specifico, anche se stiamo cercando anche questa sera di capire se Salvorifici, non in presenza ma in collegamento, potrà essere dei nostri, e naturalmente non possiamo non parlare, visto che questo è il tema iniziale, come di consueto, di appuntamenti di Localcio. Oggi 27esima puntata di Localcio per la stagione 2024-2025. Parleremo in primis, in avvio, della Serie D, penultima giornata di regular season, con le vittorie rotonde nette di Siracusa e Reggina rispettivamente contro Vibonese e Castrum Favara, lotta ancora apertissima, lotta senza quartiere anche per quanto riguarda la salvezza e per quanto riguarda la zona play out. Intanto arrivano i primi commenti, in primis quello di Paolo Vinci, che saluto come sempre, presenza fissa da Siracusa. Naturalmente l'invito per questa sera è quello, visto che non ci saranno ospiti in presenza, né tantomeno ospiti collegati. Oggi lo spazio al Localcio lo lasciamo a voi che ci guardate, che ci seguite sempre con affetto, sempre con grande attenzione, e non posso che ringraziarvi a nome sia di Sportisili che anche a nome di Salvorifici per quanto riguarda Localcio alle sue origini, per così dire. L'appuntamento è quello per questa sera, per darvi spazio e per darvi appunto il giusto appunto spazio ai vostri commenti, anche ai vostri sfoghi, perché no. Paolo Vinci scrive: domenica prossima ultimo sforzo per andare in C. È esattamente così, visto che, come stiamo per vedere dalle grafiche con risultati e classifica, manca davvero poco. Non è cambiato niente rispetto alle ore 15 di ieri, ovvero sia quando è iniziata la 33esima giornata di Serie D, di cui andiamo a vedere intanto i risultati, con Acireale San Cataldese 0-0, Sant'Agata Scafatese 1-3, Enna Locri 1-1, Licata Pompei 3-0, Paterno San Biase 1-1, Reggina Castrum Favara 3-1, Siracusa Vibonese 3-0 e infine il 3-2 con cui il Ragusa ha avuto la meglio sull'Igea Virtus, per una classifica che vede in testa sempre il Siracusa di Marco Turati, 75 punti per la squadra dei Leoni Aretusei, 74 punti per la Reggina, poi Scafatese 62, San Biase 54, Vibonese 49 punti, Nissa e Paternò 43, Pompei e Ragusa 38, Igea Virtus 37, San Cataldese 35, Acireale 33 punti, Enna 32, Castrum Favara 30, Licata 28, Sant'Agata 24 e infine chiude il Locri a quota 24 punti. Ricordo ancora una volta l'esclusione da parte dell'Acragas. È stata una bella vittoria, sofferta quando c'era da soffrire, ma con grande autorità quando c'era da mettere autorità, per il Siracusa di Marco Turati, che soffre un pochino nei primi minuti, poi si sbarazza con un rotondo 3-0 della Vibonese di mister Facciolo. Ultima in casa col sorriso, ultima in casa con la festa
per la formazione azzurra, che vede avvicinarsi sempre di più il traguardo. Basterà, anche se non è facile, vincere domenica prossima a Barcellona Pozzo di Gotto, allo stadio Barone dal Contres, contro la Novi Virtus, che ieri ha ottenuto la matematica salvezza, per festeggiare il ritorno tra i professionisti. Ormai da tanti anni, troppi anni, manca il Siracusa, e in attesa di capire cosa accadrà in Serie C sarebbe bello, sarebbe molto interessante avere una quarta squadra in Serie C, girone C, sperando ovviamente che il Messina faccia il proprio dovere almeno sul campo con i play-out contro il Foggia, e vedendo anche cosa farà il Catania, scusate, nei play-off a partire da domenica contro il Giuliano. Ma noi siamo qui per parlare di Serie D, siamo qui per vedere le immagini delle partite giocate ieri, a partire dal 3-0 con cui il Siracusa ha avuto la meglio sulla Vibonese. Allora affidiamoci alle immagini e ai suoni provenienti da Tris Siracusa per vedere appunto il Tris del Siracusa contro la formazione calabrese. Il Siracusa chiude in bellezza la stagione regolare in casa, rifilando un netto 3-0 alla Vibonese. Senza Baldan squalificato, Turati inserisce Bonacchi dall'inizio. Ottima la gara dell'ex centrale della Regina. Aretusei subito pericolosi dopo 4 minuti, con la conclusione di destro di Acquadro ribattuta dalla difesa rossoblù. Ci provano gli ospiti al quinto, in contropiede col centravanti Alagna. Iovino riesce a chiudere lo specchio della porta. Al decimo prima Pistolesi, poi Maggio e poi ancora Di Grazia va a sbattere sul muro difensivo rossoblù. È un botta e risposta fra le due squadre, e la Vibonese al 15° ci prova con il sinistro a giro di Napolitano che sfiora l'incrocio dei pali. Ma è il Siracusa a passare al 22° con Alma che innesca Candiano sul filo del fuorigioco, pallonetto, e 1-0 sotto una gremitissima curva Anna. Al 26° la punizione di Alma finisce di poco alta. Altra punizione, stavolta per gli ospiti, al 31° con Terranova. Iovino respinge, poi però c'è il netto fuorigioco rossoblù. Al 33° ancora Siracusa, con la conclusione di Limonelli, il controllo e il destro che finisce fuori. Al 40° esce Alma per infortunio, al suo posto entra l'ex convitto. Al 44° il sinistro al volo di Maggio di prima intenzione va a cogliere l'angolino alla destra di Bolzon, che però riesce a rifugiarsi in calcio d'angolo. 3 minuti dopo il Siracusa raddoppia. Limonelli, Maggio, ancora Limonelli, gran sinistro nell'angolino più lontano con il portiere che nulla può. Il Siracusa fa tris al 51° Di Grazia per Maggio, che di testa non lascia scampo a Bolzon. Nella ripresa al quarto entra subito Longo per Di Grazia, anche in questo caso fuori per infortunio. Si erge a protagonista il portiere retuseo Iovino anche all'8° minuto, quando riesce ad immolarsi, questa volta su Napolitano, su un errore di incomprensione fra i giovani Puzzone e Pistolesi. Al 10° sombrero di Maggio sul tocco sotto di Candiano, gran parata di Bolzon con i piedi. Al 17° Turati manda in campo il rientrante Palermo per Candiano, e al 26° il portiere ospite Bolzon rischia e a momenti Maggio in scivolata fa 4-0. Al 29° Maggio lascia il posto all'altro centravanti retuseo Sarao. 2 minuti dopo ancora pasticci di Bolzon, che rischia sul pressing di Bonacchi e Limonelli. Quest'ultimo lascia il campo al 38° a Russotto. Al 42° ci prova Palermo con una conclusione al volo che Bolzon respinge con i pugni. Nulla da aggiungere nei 3 minuti di recupero. Anche la Regina riesce a vincere la sua gara casalinga con la Castrum Favara, il distacco in classifica rimane immutato, e il Siracusa domenica prossima andrà a Barcellona Pozzo di Gotto contro l'Igea Virtus per l'epilogo della stagione con un punto di vantaggio. Dunque rientriamo e abbiamo visto
le 3 perle con cui il Siracusa ha avuto ragione della Vibonese in quella che è stata l'ultima partita della stagione, si spera ovviamente, giocata dalla formazione azzurra contro sul proprio campo, ovvero sia quello del De Simone. Potete vedere, anzi ve lo mostro proprio, quello che è stato l'articolo a firma Aldo Sessa sulle combinazioni, almeno queste erano le combinazioni relative alla scorsa giornata, però è chiaro, nel frattempo sono passati 90 minuti, il Siracusa ha battuto la Vibonese e la Reggina ha fatto la stessa cosa contro il Castrum Favara. A breve vedremo anche le immagini della partita giocata al Granillo tra gli Amaranto e i Canarini giallo-blu. Possiamo vedere che, come ci segnalava giustamente, ci segnalavano nei commenti, basta non perdere punti al Siracusa per conquistare un posto in Serie C, perché in questo caso appunto se il Siracusa vince, se il Siracusa pareggia con un pareggio della Reggina, perde con una sconfitta della Reggina e naturalmente pareggia con una sconfitta dei calabresi, il Siracusa ha un posto assicurato in Serie C. L'importante è appunto non perdere punti, non perdere quello che è il vantaggio, il singolo vantaggio, come c'è scritto anche giustamente Antonino Barca. Ci scriveva anche Paolo Vinci nei commenti: nota negativa, negata la trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto ai tifosi Aretusei, è un provvedimento che ancora non gode, se di goduria si può parlare, anzi tutt'altro, dei crismi dell'ufficialità, però in ogni caso, qualora venisse confermato, e i rumors sono legati proprio a questa informazione, sarebbe una sconfitta. Intanto ancora una volta per il calcio siciliano, perché verrebbe negata una festa ad una piazza importante, ad un capoluogo di provincia che può celebrare il ritorno nella terza serie, nel calcio professionistico. Sarebbe qualcosa sicuramente di non una bella pubblicità per il calcio siciliano, ma anche per il calcio nazionale, perché no. Ma se il Siracusa ha fatto il suo dovere, ha vinto per 3-0 contro la Vibonese, stessa cosa nell'altro incrocio tra squadre della Sicilia e squadre della Calabria ha fatto la Reggina, come abbiamo detto, 3-1 per la formazione Amaranto contro il Castrum Favara che dunque prolunga la propria striscia di partite senza vittorie e soprattutto è sempre più vicino alla disputa dei play-out. Vedremo domenica prossima nella sfida delle Bruccoleri contro il Sant'Agata se verrà scongiurata l'ipotesi del play-out per la formazione gialloblu, che è stata praticamente nella parte medio-alta della classifica per 2/3 della stagione, poi complice anche i punti persi dopo l'esclusione dell'Acragas. La situazione si è complicata, non si complica, rimane sempre aperta, rimane sempre un sogno vivo invece per la Reggina, quello di andare in Serie C. Ma intanto andiamo a vedere le immagini prodotte proprio dai canali ufficiali della formazione calabrese di questo 3-1 contro il Castrum Favara e poi lo commentiamo insieme.
Torniamo 3-1, quasi mai in discussione la partita del Granillo per la Reggina contro il Castronfavara, ennesima vittoria davanti al proprio pubblico per la squadra di Bruno Trocini, che dunque si avvia al prossimo turno, all'ultima giornata, all'ultima chiamata per sognare un clamoroso ribaltone e la conquista della promozione in Serie C. Ricordiamo che tra le altre cose, in caso di vittoria del campionato per il Siracusa, sarebbe la terza siciliana a vincere consecutivamente il girone I di Serie D. Ricordiamo, c'è riuscito il Catania nella stagione 22-23, c'è riuscito il Trapani nella scorsa stagione, tra l'altro proprio sconfiggendo il Siracusa in un bellissimo, in realtà non c'è stato mai duello, a dire la verità, ha allungato in maniera decisiva il Trapani nella seconda parte di stagione, salvo poi conquistare proprio nello scontro diretto contro il Siracusa giocato al Provinciale, ha ottenuto il pass per tornare subito tra i professionisti dopo un anno di gestione di Valerio Antonini. Chiedeva, visto che, lo ribadisco, questa sera lo spazio è dedicato principalmente a voi, non essendoci ospiti né in studio né in collegamento, lo spazio è dedicato a voi, ai vostri commenti, intanto sulla Serie D, poi quando switcheremo e passeremo al calcio locale, su eccellenza, su promozione. Rispondo alla domanda di Antonino Barca, che mi chiede se secondo me vince il Siracusa. Poi dice: io penso che se lo meriti il Siracusa, poiché ha vinto contro la Regina andata e ritorno. Comunque vada, sempre forza Siracusa. La sensazione è che il Siracusa, al di là di questo doppio confronto, abbia qualcosa in più, soprattutto nella gestione della stagione nella sua interezza. Ricordiamo che il Siracusa ha dovuto saltare una partita che è quella contro l'Agragas. È vero che alla Regina sono stati tolti tutti i punti ottenuti contro il Gigante, ma è chiaro che passare da un vantaggio di 3 punti, che era quello inizialmente acquisito dalla Regina al Siracusa, quando l'organico era ancora pieno e c'era ancora l'Agragas nel girone, passare da 3 punti a 1 punto, perché dopo l'esclusione dell'Agragas il Siracusa aveva 4 punti di vantaggio ma una gara giocata in più e quindi un turno di riposo da osservare, c'era un vantaggio più ampio che il Siracusa avrebbe potuto sicuramente giostrare meglio. Al Siracusa, se fossero rimasti 3 punti di vantaggio, per capirci, sarebbe bastato ottenere 1 punto, sarebbe bastato non perdere a Barcellona Pozzodicotto per portare a casa la promozione in Serie C. Adesso non sarà così, però in ogni caso vincendo il campionato del Siracusa dimostrerà comunque di aver anche imparato quelle che sono state alcune sbavature commesse lo scorso anno, e bisogna anche ammetterlo che dopo la cavalcata dell'anno scorso, in cui soltanto un super Trapani, il Trapani dei record, ha negato la gioia a questa piazza, la piazza siracusana se lo merita, e non parlo soltanto da siciliano, ma parlo proprio da appassionato di calcio. Chiudiamo il treno dei servizi con una partita fondamentale in chiave salvezza, perché il Licata rifila 3 gol al Pompei, rialza la testa e soprattutto mette in cascina punti pesanti che le consentono di tenere in piedi la possibilità di avere un piazzamento migliore per i play-out. Andiamo a vedere, grazie come di consueto alla Wii Sport, cosa è successo al Dino Liotta tra Licata e Pompei, poi torniamo per elencare il prossimo turno, che è l'ultimo di regular season per la Serie D, e anche per le ultime considerazioni insieme a voi. Lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il migliore di voi stessi. Vi benedico di cuore. Per sempre, grazie, Papa Francesco.
con il numero 32, Angelo Benici. Torniamo, vittoria pesantissima e adesso lo vedremo perché adesso andiamo nuovamente a consultare la classifica di Serie D perché con questi 3 punti Licata stacca Sant'Agata e Locri e in base al risultato di Castrum Favara Sant'Agata potrebbe addirittura ottenere un sorpasso che sarebbe pesantissimo ai danni del Castrum Favara che ricordo giocherà contro il Sant'Agata. Ne approfitto per andare a leggere proprio quelli che sono i match validi per il prossimo turno, giornata numero 34 e ultima giornata di Serie D. Si dovrebbe giocare tutte alle ore 15, a differenza per esempio di ieri in cui c'è stato un piccolo posticipo tra Ragusa e Virtus. In ogni caso domenica 4 maggio in campo Castrum Favara Sant'Agata, Pompei Enna, Locri Acireale, Nissa Licata, derby infuocato questo. Nuove Virtus Siracusa e San Cataldese Regina sono le gare per il titolo, infine Scafatese Ragusa e Vibonese Paternò con, ricordo, l'eventualità di vedere appunto questo play-out. Con sicuramente almeno tre squadre siciliane, sì, perché attenzione, perché il Locri, se invece dovesse approfittare battendo la Cireale, che in realtà non è per niente salvo e deve fare punti, ma se il Locri dovesse scavalcare il Sant'Agata ci sarebbe la clamorosa retrocessione in eccellenza per la formazione biancazzurra e la possibilità per il Locri, l'ultima chance per i calabresi di ottenere il pass quantomeno per il play-out da giocare eventualmente contro l'Enna o comunque in base a quella che sarà l'evoluzione della classifica. Tutto aperto, tutto da vivere, ne riparleremo la prossima settimana con appunto l'appuntamento dedicato all'ultima giornata di Serie D. Naturalmente già domenica saremo con i riflettori puntati su Barcellona Pozzo di Gotto per Nuovi Virtus Siracusa. Naturalmente occhi anche su San Cataldo per San Cataldese Regina. Intanto vi saluto, almeno mi prendo un po' di break, un po' di pausa, solito intermezzo, non andate via perché poi parleremo di eccellenza e di promozione sempre qui allo calcio.
Dunque rientriamo, sono le 21:16, quindi mezz'ora poco più che abbondante in questa serata di Ilocalcio, che dopo il solito intermezzo sulla Serie D si occupa adesso di calcio locale. Intanto finalmente si vede anche il loghino della mia bella Polo Sportisili. Scherzi a parte, partiamo dall'eccellenza. Io partirei, a dire la verità, dal girone B, perché ieri si è consumata la bella storia della Milazzo, che ha ottenuto la promozione in Serie D, la storica promozione in Serie D. Allora a questo punto partiamo direttamente con risultati e classifica e poi ne parliamo in maniera svariata, in maniera abbondante di questa impresa, con i risultati della 30ª ultima giornata. Sant'Antonio Sport Club Palazzolo 1-1, Ionica Milazzo 0-1, Leonfortese Avola 2-0, Leonzio Mister Bianco 5-0, Mazzarrone Real Siracusa Belvedere 1-0, Gioiosa Nebros 1-0, Rosmarino Modica 0-2, Vittoria Atletico Catania 0-1, per una classifica che vede dunque il trionfo della Milazzo. 66 punti per la squadra di Angelo Bognanni, sono 64 quelli che non bastano al Modica per riuscire a ottenere il pass per la Serie D. Vittoria 60, Avola 55, Nebros 51, Atletico Catania 41, Gioiosa e Leonzio 40, Palazzolo 39, Leonfortese 36, Rosmarino 35, poi a seguire, a completare questa griglia, Ionica 34 con la penalizzazione di un punto, Mazzarrone 32, Aci Sant'Antonio 26, Real Siracusa Belvedere 25, chiude già retrocesso da tempo il Città di Mister Bianco a 6 punti. Ricordo che si gioca soltanto la semifinale playoff domenica 4 maggio tra Vittoria e Città di Avola, mentre i playout sarà doppia sfida: Ionica Real Siracusa Belvedere, Mazzarrone contro Aci Sant'Antonio. Quindi, tra altre cose, la sconfitta patita ieri con la rete di Ferré nel primo tempo costa allo Ionica la possibilità di andarsi a giocare o comunque di evitare i playout, perché ai playout la squadra di Santa Teresa di Riva ci andrà suo malgrado e dovrà appunto giocarsela, seppur comunque col fattore campo e quindi con 2 risultati su 3 per riuscire ad evitare la retrocessione in promozione. Ma andiamo allora a vedere, anzi a sentire le parole di quello che è stato uno dei principali artefici di questo trionfo targato SS Milazzo, ovvero sia Angelo Bognanni, che già l'anno scorso si era preso una bella rivincita andando a rendere la grande sorpresa in positivo del campionato di eccellenza Girone A la Super Giovane di Castelbuono. Quest'anno ha deciso di esagerare il tecnico, che ha portato nuovamente il Milazzo in Serie D. E allora andiamo a sentire le sue parole riprese dai colleghi di Notizie Sicilia e poi le commentiamo naturalmente insieme, oltre al resto del campionato di eccellenza. Mister, una cavalcata vincente del Milazzo, la porta in Serie D. Abbiamo fatto una stagione straordinaria, abbiamo fatto una stagione in cui siamo sempre stati primi in classifica, levando 2 settimane, 2 partite in cui ci aveva scavalcato il Modica, però questa squadra è sempre stata protagonista. Veniamo da un percorso di crescita importante, da un percorso straordinario, i meriti vanno a questi giocatori, a questi ragazzi che sono qualcosa di speciale. Se oggi il Milazzo ha vinto il campionato, il merito è soprattutto dei miei splendidi giocatori, di questa società che non ci fa magari niente, di questa tifoseria, una delle migliori della Sicilia. Il merito è di tutti, ringrazio la società per avermi scelto, gli amici miei di Milazzo e tutto quello che è successo. Oggi è il momento di festeggiare, per loro, per la piazza, per la città, che è una grande piazza, una grande città. Subito da domani cominceremo a pensare alla Supercoppa che c'è contro l'Atletic Palermo nella prossima settimana. Grazie a tutti, grazie ai milazzesi che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno, grazie a tutti voi. Oggi abbiamo affrontato una buona squadra, però avevamo troppa fame di vincere. I ragazzi è giusto che sia, ora si rilassano un po' di giorni e vanno a festeggiare. La giornata più determinante che vi ha portato in Serie D, forse la vittoria con il Modica.
Ci sono stati tanti momenti importanti di questa stagione, tanti momenti in cui questa squadra ha dimostrato di essere la più forte. Vero, dici tu, quando eravamo a -3 siamo andati a giocare a Modica, lì è stato il crocevia della stagione, perché lì siamo andati a vincere da grande squadra, gli abbiamo dato anche un colpo mentale secondo me, e da lì in poi abbiamo fatto tutte vittorie. Ripeto, il merito vanno a questi splendidi giocatori, vanno a questi ragazzi che dal primo giorno lavorano forte, dal primo giorno ci hanno sempre creduto, credono in quello che facciamo, nel lavoro che è quotidiano, e ringrazio il mio staff che è un grande staff, quindi loro è giusto che si divertono 2 giorni, io devo pensare alla prossima settimana che abbiamo la Supercoppa. Complimenti. Grazie a tutti. Rientriamo, un po' di confusione in sede di regia, un po' di confusione. Ringraziamo i colleghi di Notizie Sicilia che ieri ci hanno dato la possibilità di assistere alla partita tra Ionica e Milazzo, una bella cavalcata quella del Milazzo, quella della formazione mamertina di mister Angelo Bognanni, che sembrava a un certo punto farsi risucchiare nella zona un po' più pericolosa della classifica, perché il Modica di mister Pasquale Ferrara a un certo punto ha spinto, si era riportato in testa, poi un paio di battute d'arresto, un paio di pareggi per la formazione appunto della città del cioccolato ha fatto sì che ci fosse il controsorpasso del Milazzo, che però non ha più mollato un colpo e ha mantenuto la vetta della classifica. Come vi dicevo prima, durante la prima parte della trasmissione, questa sera tocca a voi dare i vostri commenti, voglio leggervi, voglio sentirvi, voglio capire anche qual è il termometro alla vigilia di quella che è la fase più calda della stagione, quella di playoff e playout. Non ci saranno playoff per quanto riguarda il girone A di eccellenza, ci saranno invece i playout. E non sono mancate le polemiche, non è mancata anche un po' di ironia nell'ambiente per i risultati che sono emersi ieri. Andiamo subito a vederli con Athletic Club Palermo, Partinico Audace 1-1, Casteldaccio Oratorio Marineo 1-0, Castellammare San Vitolo Capo 1-1, Gela Marsala 7-0, Don Carlo Misilmeri Folgore Castelvetrano 1-2, Lascari Cefalù Unitas Sciacca 3-1, Parmonval Super Giovane Castelbuono 1-3 e infine San Giorgio Piana Accademia Trapani 3-1, per una classifica che vede l'Athletic Club Palermo chiudere con 75 punti, campione del girone A, Gela 71 secondo e già qualificato per i playoff nazionali, Unitas Sciacca 53 punti, bella stagione per la squadra verde e nera che ha portato a casa il trofeo regionale della Coppa Italia, poi San Giorgio Piana 52, grande stagione anche per gli Airbresh da neopromossi, quarti in eccellenza girone A, più o meno quello che ha fatto, anzi meglio di quello che ha fatto la Super Giovane Castelbuono l'anno scorso, è arrivata quinta, quest'anno è arrivato un quarto posto per la neopromossa, meglio piazzata in questa stagione. Poi a chiudere la classifica Don Carlo Misilmeri 43, Marsala Accademia Trapani 40, Parmonval 38, Folgore Castelvetrano 37, Castellammare 36, San Vitolo Capo 35, Casteldaccia 33, Super Giovane Castelbuono 31, Oratorio Marineo 26, Partinico Audace 24 punti, Lascari Cefalù che chiude comunque con 20 punti nonostante tante difficoltà, nonostante tante vicissitudini. La squadra guidata da Davide Boncora ha chiuso con grande dignità la stagione, tra l'altro proprio davanti alle nostre telecamere ieri ha ottenuto una bella vittoria con tanti giovani in campo da una parte e dall'altra contro l'Unitas Sciacca, quindi anche un bello scalpo per chiudere l'annata. Stavo aprendo la diretta, sono sincero, non sto più guardando la telecamera perché stavo provando ad aprire la diretta per vedere se ci sono anche quali sono, non se ci sono, quali sono i vostri commenti. Eccoci qua, è arrivato il commento di Enzo Palmeri che saluto anche altri amici di Localcio che sono collegati con noi come Marco Locacciato, come Lorenzo Farris e tanti altri ancora. Enzo Palmeri ci chiede di parlare di quello che è successo, mi chiede di parlare di quello che è successo nell'ultima giornata del girone A di eccellenza. Il suo riferimento, chiaramente essendo lui dirigente del Casteldaccia, va a quanto è accaduto
Athletic Club Palermo e Partinico Audace, perché mentre il Casteldaccia con un gol di Peppe Fazio ha liquidato la pratica Oratorio Marineo, tra l'altro in quello che potrebbe essere quasi, ovviamente con tutti i distinguo del caso, un derby, visto che entrambe le squadre per il momento giocano al Comunale Biagio Conte di Marineo, considerando che il Casteldaccia in questo momento ha in casa, ovvero sia al Fiorilli, i lavori di ristrutturazione dell'impianto. È arrivato un inaspettato, fino a un certo punto, pareggio tra Athletic Club Palermo e Partinico Audace, con la formazione nero-rosa che chiaramente ha giocato in un clima di festa totale, avendo già assolto i propri doveri al termine della penultima giornata, con la vittoria sull'Accademia Trapani e il trionfo aritmetico e l'approdo storico in Serie D per la prima volta nella storia del club, e tra altre cose a 21 anni di distanza dall'ultima volta in cui c'è stata una formazione siciliana, formazione palermitana, chiedo scusa, come seconda squadra della città nel massimo torneo dilettantistico nazionale. La speranza, l'aspettativa in casa Casteldaccia era in una vittoria che sulla carta ci poteva stare, essendo sfida prima contro penultima dell'Athletic Club Palermo. Poi al 90esimo la rete di Gargiulo, che dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa con Domenico Mistretta, il pareggio di Gargiulo ha un po' guastato i piani della formazione guidata da mister Tarantino, che dovrà giocare il play-out in casa contro il Partinico Audace. Staremo a vedere su quale terreno di gioco, se verrà indicato proprio il Comunale Biagio Conte di Marineo o se la squadra di Pietro Tarantino e del presidente D'Antoni indicherà un altro terreno di gioco. Già certi invece del play-out invece Super Giovane Castelbuono e il già citato Oratorio Marineo, che giocheranno il 4 maggio allo stadio Failla della città madonita. In entrambi i casi fattore campo e quindi doppio risultato a favore per la squadra che gioca in casa. Non sono mancate le polemiche, non sono mancate le proteste, non sono mancati anche dei post al vetriolo, perché di questi tempi la polemica e il sarcasmo passa soprattutto dai social. Non è mancata un'espressione anche di rammarico piuttosto forte da parte della squadra, dei componenti della squadra Oro e Amaranto, nei confronti della vincitrice, della meritevole vincitrice del campionato e dei suoi tesserati. È chiaro che naturalmente ognuno vede il calcio a modo suo, parere personale, si è visto anche di peggio negli anni precedenti, però è chiaro che sulla carta è stato un risultato, quello di Athletic Club Palermo Partinico Audace, che ha destato scalpore. Intanto Enzo Palmeri, che ringrazio sempre sul pezzo, il dirigente del Casteldaccia, mi conferma che il play-out tra Casteldaccia e Partinico Audace si giocherà a Marineo, quindi in quella che per il momento è la casa della squadra di mister Tarantino. Squadra di mister Tarantino che tra altre cose affronterà un Partinico Audace che si è salvato sul gong, perché è arrivato il gol proprio al 90esimo di Gargiulo, e giocherà su un terreno di gioco, ritroverà molto probabilmente la sua vecchia guida tecnica, perché si vocifera, stiamo cercando di confermare questo tam tam di voci, si vocifera che ci sarà nuovamente Vincenzo Giannusa sulla panchina del Partinico Audace. Noi naturalmente siamo lì in attesa di conferme, in attesa di notizie. Tra altre cose Partinico Audace, che praticamente dall'inizio del 2025 sta vivendo una situazione in continua evoluzione dal punto di vista societario. Si parla di una apertura al cambio di proprietà da parte della famiglia Montoleone. In ogni caso ha ottenuto questo punto insperato, forse sì forse no, contro l'Athletic Club Palermo, e alla fine giocherà questo play-out nonostante una stagione molto travagliata, con l'inizio con Riccardo Abbenante in panchina, poi la gestione all'allenatore e giocatore Raffaele Palazzo, il passaggio a Giannusa. Ora tra le altre cose c'è stato un piccolo passaggio ad interim proprio in occasione della partita contro l'Athletic, e da quello che si vocifera appunto dovrebbe tornare in panchina l'ex allenatore, tra l'altro in realtà era ancora un po' Resuttana San Lorenzo, un po' Athletic Club Palermo, perché ha vissuto entrambe le fasi mister Giannusa. Adesso tornerà sulla panchina verde e nera della Partinico Audace. Meglio vincere o perdere con dignità, dice
E scrive Enzo Palmeri nei commenti: vero, assolutamente vero, naturalmente in questa sede il sottoscritto, che ribadisco essere al di sopra delle parti, senza dubbio non può parlare di dignità o di eventuale mancanza di dignità, eventuale mancanza di valori sportivi, perché comunque parto sempre dal presupposto che si parla di un gioco. È chiaro che è un gioco fino a un certo punto, visto che ci sono investimenti, ci sono di mezzo persone che lavorano, persone che lasciano a casa famiglie. Questo è sempre il solito discorso quando si parla di calcio dilettantistico. Sicuramente ha fatto male, sicuramente a tutti gli sportivi di Casteldaccia ha fatto male anche vedere il gol del Partini Caudace al minuto 89-90, quello che è stato, però come si dice in questi casi adesso la parola torna al campo, c'è tempo, c'è un'altra occasione per riprendersi quel che sembrava essere palpabile, e va detto, come ho detto anche in precedenza, va detto che sicuramente l'Athletic Club Palermo ha giocato con una soglia dell'attenzione fisiologicamente più bassa, perché campionato già vinto, in mezzo ci sono state 2 settimane di sosta, c'era gran voglia di fare festa. Ieri tra altre cose al Favazza di Terrasini c'era ingresso libero, non c'era necessità di acquistare il tagliando per accedere alla partita, per assistere alla partita. C'è stato anche un piccolo siparietto molto curioso, molto divertente, con lo sponsor principale dell'Athletic Club Palermo, che ha fatto un regalo a tutti i tesserati. Ma comunque questo lasciamo spazio ad altro. Credo che abbiamo liquidato, almeno io in questo momento, sappiate che sì, per carità, io sono il conduttore della trasmissione, così come sempre, più che me questa sera, visto che Salvorifici purtroppo non ce l'ha fatta ad essere con me quantomeno in collegamento, mi affido a voi, perché attendo eventuali commenti. Vedo che ci sono diversi addetti ai lavori, vedo che ci sono diversi anche attori protagonisti dell'ultima giornata. Vedo che si è collegato Piero Gatto, a breve parleremo dei playoff di promozione. Vedo che c'è Ferdinando Zappavigna. Insomma, intanto, a proposito di Coppa, di promozione, perché passiamo alla promozione, parliamo di Coppa e partiamo da Gemini Messana. A dopo. Mandato in archivio il campionato con la conquista meritata della promozione in eccellenza, non è ancora tempo di rompere le righe in casa messana. La squadra di mister Cosimini infatti insegue il double rappresentato alla Coppa Italia di categoria. Per la semifinale d'andata i giallorossi al Nino Lobue di San Giovanni Gemini. I padroni di casa alimentano le proprie ambizioni dopo aver superato i quarti di finale in Regina Mundi. Arbitra l'incontro il signor Carlo Maria Dolenti, sezione di Caltanissetta, coadiuvato da Antonio Barbagallo di Enna e da Samuele Surrusca, anche lui di Caltanissetta. Nell'altra semifinale già disputata la gara d'andata 1-1 tra San Fratello Acquedolcese e Borgetto Giardinello. Partiamo col film del primo tempo. La prima occasione, dopo 10 minuti, gol annullato a Vaccaro per presunta e probabilmente giusta chiamata di fuorigioco. Al 14esimo però i biancorossi fanno valere le motivazioni. La sterzata di Vega dalla destra, il mancino è meraviglioso e telecomandato, finisce lì dove Ferrara non può arrivare. 1-0 Gemini, anche ammonito Vega per eccesso nell'esultanza, ma rivediamo la sua giocata, un sinistro letteralmente perfetto. Al 20esimo prova a reagire la compagine ospite, Rizzo su punizione pesca sul secondo palo la girata di Gazzè. L'ex Milazzo però trova Demiere sulla sua strada. 26esimo Lovigo, punizione avvolgente in area, c'è una sponda e c'è anche l'anticipo provvidenziale di Misiri su Bamba. Minuto 38, pallone dalla destra, c'è questa deviazione con la mano di Fragapane, c'è calcio di rigore per il Gemini. Grande occasione per mettere un'ipoteca grossa sulla partita, ma c'è Riccardo Ferrara a ipnotizzare Mangiapane, a tenere il risultato sulla minima distanza. 1-0 infatti a fine primo tempo al Nino Lobue di San Giovanni Gemini. Gemini che vince 1-0 nell'andata delle semifinali di Coppa Promozione sulla Messana grazie al gol realizzato al 14esimo da Simone Veca. Partiamo con il film della ripresa. È entrato Barbera e cerca subito di rendersi pericoloso, classica giocata, il destro però è troppo centrale per
impressionare De Miere. Al 59esimo ancora Barbera riceve da Rizzo, Barbera spazio, va al dribbling direttamente su Mangiapane che forse lo tocca, Barbera va giù, per l'arbitro non c'è rigore e nemmeno simulazione. E allora arriviamo al 73esimo, pallone all'indietro per Crisafulli, il cross del classe 2006, la sponda di Cannavò, ancora una respinta sui piedi di Peppe Rizzo, sembra tutto fatto per il gol del pareggio della Messana, ma Rizzo la spedisce alta, minuto 78, rimessa laterale per il Gemini, c'è un primo tocco in area di rigore, un secondo che fa carambolare la sfera sul mancino, quello di Vincenzo Reina che fa 2-0, il Gemini aumenta le distanze e aumenta anche le possibilità di qualificazione con questo raddoppio. Calcio di punizione di Mangiapane all'83esimo, sfiora l'incrocio, l'ultima occasione invece arriva all'88esimo, è della Messana con Barbera che impegna col mancino il portiere De Miere. Finisce così al Nino Lobue di San Giovanni Gemini, Gemini che batte 2-0 la Messana nell'andata delle semifinali di Coppa Promozione. Si deciderà allora tutto nel match di ritorno a Messina al Sorbello Stadium di Visconte. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Rientriamo dunque. Confesso, ho fatto passare le immagini di Gemini Messana perché c'era una piccola situazione così allergica da dover tenere d'occhio. Intermezzo sulla questione, torno sulla questione Atletic Palermo, Partinico Audace, play out, insomma ci torno molto velocemente perché poi ha scritto nei commenti ancora Enzo Palmeri, quindi è normale che al 90esimo tutti si fermano, viva il calcio siciliano. Non ho detto questo, ho detto molto più così, sinteticamente, quando c'è una situazione tante cose, voglio anche spezzare una mezza lancia in favore dell'Athletic, perché ripeto, è una squadra che ha vinto il campionato 3 settimane fa. Ci sono state 2 settimane di stop, c'è l'ultima giornata, domenica prossima ci sarà il trofeo dedicato alla memoria tra l'altro di Bino Abisso contro il Milazzo per la conquista della Supercoppa di Eccellenza. Quindi fondamentalmente queste 2 partite arrivano nel contesto di un mese in cui non c'è stato calcio, quindi considerando anche il clima di festa di ieri è fisiologico che una squadra possa calare. Non sto prendendo le difese dell'Athletic Club Palermo, non sto dicendo che, considerando anche la dinamica dell'azione, sicuramente è una dinamica di azione destinata a far discutere, perché comunque non c'è stata quella verve, quella grinta, quella garra che abbiamo visto nelle 29 partite precedenti dell'Athletic Club Palermo, che ha, ripeto, giocato un campionato stratosferico. Prova ne sia il fatto che mentre il Milazzo ha vinto il campionato a 66 punti, l'Athletic Club Palermo ne aveva 74 e potenzialmente ne poteva avere 77, quindi 11 in più, e alla fine si è fermato a 75, complice appunto il gol di Gargiulo. Si può dire senza dubbio che l'Athletic Club Palermo poteva difendere meglio e con più aggressività, quella che gli abbiamo sempre riconosciuto nell'azione del gol di Gargiulo. Detto questo, fa parte del calcio, va accettato per quanto possa fare male ai diretti interessati, e quindi adesso il Casteldaccia, una volta preso atto dei risultati di altri campi che sicuramente, ripeto, non saranno stati piacevoli perché magari ci si aspettava ben altro risultato da Terrasini, dovrà giocarsi il tutto per tutto a Marineo contro il Partinic Audace. Spero di essere stato chiaro il più possibile, spero che comunque la mia posizione sia chiara, perché comunque va detto che magari un'azione del genere possibilmente alla 13ª giornata non l'avremmo neanche né vista né tantomeno commentata, però sono dinamiche che non siamo abituati a raccontare, diciamola così. Intanto un saluto a tutti gli amici che si stanno collegando, che si sono collegati in questi ultimi minuti. Mauro Guagliano, e a proposito di Casteldaccia, lui che è stato legato per anni appunto alla società del presidente Antoni. Filippo Chinnici, grande stagione per lui al San Giorgio Piana, seconda stagione dopo la vittoria strabordante del campionato scorso in
in promozione, un quarto posto in eccellenza veramente da applausi a scena aperta. Antonio Rattenuti, Salvo Geraci che oggi non è con me a darmi supporto in regia ma si sta godendo, beato lui, la puntata, Antonino Cardinale, Gabriele Giovenco, Ferdinando Zappavigna, insomma tanti amici, Mandi Giorgio, tanti amici di Lo Calcio che ci stanno seguendo e noi non possiamo essere ben contenti. Sulla pagina di Sportisili commenta Cristian Di Bella dicendo: ma chi se ne frega del Palermo, forza Catania. Va anche detto che questa è una trasmissione dedicata al calcio dilettantistico, quindi anche il Catania lascia il tempo che trova. Coppa Italia di promozione, abbiamo visto qualche minuto fa le immagini della splendida vittoria del Gemini contro il Messana e possiamo dire che il Gemini è molto molto vicino addirittura ad una clamorosa promozione in eccellenza tramite la Coppa, un po' come quello che è successo lo scorso anno, mentre ricambio il saluto a mister Filippo Chinnici. Lo scorso anno il San Vitolo Capo c'era riuscito, vincendo la Coppa, a salire in eccellenza, era già promosso in eccellenza agguantando la finale, perché avrebbe giocato la finale col Vittoria che era già promosso in eccellenza con la vittoria del suo girone, che era, se non erro, il girone B. Adesso situazione particolare, perché dopo i primi 90 minuti, dopo le prime due semifinali, le due dominatrici del girone B, ovvero sia Messana e San Fratello Acquedolcese, non sono in una posizione di vantaggio, perché il San Fratello Acquedolcese ha pareggiato in casa contro il Bogetto Giardinello e rischia seriamente di uscire di scena da questa Coppa, che dopo la beffa subita ieri, e la vedremo anche dopo, per mano del Montelepre, il San Fratello Acquedolcese è uscito anche dalla Coppa, scusate, è uscito anche dai playoff di promozione, quindi ha soltanto la carta Coppa Italia di promozione per poter salire e per non chiudere una stagione che sarebbe l'apoteosi della beffa, visto che il San Fratello è arrivato secondo ad un punto dalla Messana in campionato ed è già fuori dai playoff, tra altre cose con una partita folle che a breve vedremo. E occhio anche dall'altra parte, perché appunto il Gemini ha battuto la Messana che poteva essere in un certo senso il Tana libera tutti per quanto riguarda la finalista, l'altra finalista, perché se la Messana dovesse andare in finale, la vincitrice dell'altra semifinale sarebbe già aritmeticamente in eccellenza, perché la Messana, ricordiamo, ha vinto il campionato un po' come ha fatto il Vittoria lo scorso anno. Se il Gemini dovesse andare in finale, ovviamente non avrebbe la garanzia di andare in eccellenza. A quel punto chi vince la finale va in eccellenza, chi vince la Coppa va in eccellenza. Ricordiamo che si giocheranno le gare di ritorno. Al Visconte si giocherà la gara di ritorno tra Messana e appunto Gemini, mentre a campi invertiti anche l'altra semifinale con il Pasqualino Stadium di Carini, che ospiterà la sfida tra Borgetto Giardinello e San Fratello Acquedolcese. Partite da seguire al Cardiopalma, perché veramente ci si gioca tanto, anzi tantissimo, e ci si è giocato tanto, anzi tantissimo ieri pomeriggio al Failla di Castelbuono, perché una folle semifinale playoff tra il Montelepre e il San Fratello Acquedolcese, che è l'apoteosi della beffa, l'ho detto, questa stagione per la squadra di Acquedolci, perché il San Fratello Acquedolcese vinceva sul campo 1-2 sul campo del Montelepre, o meglio contro il Montelepre a Castelbuono, rigore parato al portiere della rigore parato al portiere del San Fratello, 3-1 del San Fratello all'89esimo, sembrava fatta, poi due gol tra il 90esimo e il 94esimo, un po' come quello che è successo in Spezia Palermo di un paio di mesi fa. Partita portata ai calci di rigore e alla fine chi la spunta? La spunta la squadra di mister Peppe Guida, che dunque continua a sognare, continua a volare, continua a sperare questa storica promozione in eccellenza, ma di mezzo l'ostacolo si chiama Camarat. E allora, grazie a Mario Vassallo, addetto stampa del Montelepre, andiamo a vedere i 6 gol e i calci di rigore di Montelepre San Fratello Acquedolcese con la squadra di mister Peppe Guida del DS Piero Catto, e continua il suo sogno e vola in finale playoff. Vediamo. Momento di studio probabilmente non c'è mai stato
Sì, le due squadre in questo momento stanno mettendo in campo le loro caratteristiche. Attenzione, ti lascio. Occhio qui a De Oliverio che salta a Bordignone in chiusura. Attenzione, è il gol clamoroso da parte dell'Acque Dolci del San Fratello e Calabrese che al 7° minuto cambia le sorti della gara. Qui la difesa si lascia trovare troppo ma troppo impreparata e palla regalata a Calabrese che realizza al 7° minuto il gol. Prova a lanciare Pirsi che di testa per Rossomando, ancora Rossomando, la chiusura difensiva poi fatta, va a mettere il pallone il piede sul pallone, se lo lascia soffiare, poi Calabrese la mette al centro e arriva il raddoppio del San Fratello. E il Lepre, poi Rossomando, Currao per Gambino spostato a destra, adesso il cross per Pirsi che va giù, poi Castigliola dietro per Rossomando, il cross di Rossomando, Pirsi, il gol di Nacio, il grandissimo gol, Nacio Pirsi la gira col mancino e riapre la gara del Failla. 2-1, il Montelepre c'è, è vivo e ancora ce la possiamo giocare, amici sportivi. Il gol di Nacio, tra l'entusiasmo da parte dei tanti sostenitori del Montelepre che gioiscono, quindi accorcia le distanze del Montelepre, riapre la gara. Mario, un gol bello quello di Nacio Pirsi al 15°. È il gol che ci aspettavamo. 34° della ripresa, 11 più recupero, sempre 2-1 per il San Fratello Acquedolcese che la batte la punizione. Attenzione, palla in aria, Bordignon e poi clamoroso terzo gol da parte del San Fratello. Giornataccia oggi di Edoardo Bordignon. Wellington di testa a Lindner, poi Ferraro e c'è il gol di Ferraro, 3-2 al 90°. Al 90° Ferraro realizza il 3-2 per il Montelepre. Grandissimo gol di Ferraro che sfrutta tutte le sue caratteristiche. Chiude col corpo fatto e va a guadagnarsi il fallo di fondo. Bisogna affrettare i tempi di una partita che Mario praticamente ci siamo quasi mangiati, potremmo dire. Sì, purtroppo ripeto, non vorrei essere noioso nel dire le stesse cose, troppi errori e gli errori ci stanno pagando in questo momento, gli errori fatti. Castigliola, il cross, la rovesciata di Pirsi, gol! E Nacio Pirsi, incredibile pareggio da parte del Montelepre con Nacio Pirsi che fa il 3-3, attacchi argentino e pareggio al 94° e 3. In realtà non c'erano i calci di rigore. Per i calci di rigore naturalmente potete trovarli sulla pagina del Montelepre che ieri ci ha regalato la diretta. Vedremo chi la spunterà domenica prossima tra il Camarat e il Montelepre, se la corazzata costruita per dominare il campionato ma che alla fine è stata costretta a passare dai playoff dopo un duello accesissimo contro il Giarre, o se toccherà alla Favola, che ormai non è più Favola, l'abbiamo detto anche durante la regular season, che è una splendida realtà, quella costruita in estate da Piero Gatto e da Peppe Guida, una squadra fantastica che sta riuscendo a regalare un sogno meraviglioso alla gente di Montelepre. Montelepre che andrà ad affrontare il Camarat. Prima di andare a vedere
le immagini targate Wii Sport di questa partita, vado a leggere il messaggio, mi perdonate se distoglierò lo sguardo per qualche secondo dall'inquadratura, il messaggio di Mauro Gagliano che dice che onore intanto essere nominato, ben detto, il mio figlio Casteldaccia sempre nel cuore, capisco e condivido l'amarezza del DS e del direttore generale, ma nel calcio purtroppo ci sta. Tutti ci siamo trovati qualche volta da un lato, qualche volta dall'altro e purtroppo bisogna accettare del verdetto del campo che sappiamo sia quello dei palloni in fondo alla rete che non delle chiacchiere. Detto questo, gli amici dell'Atletic potevano fare meglio, togliere anche la diretta lascia spazio ancora di più alle polemiche, ma sono certo che il Casteldaccia saprà trasformare questo rammarico nella grinta necessaria per vincere i playout. E poi continua Mauro, complimenti al Montelepre che ancora una volta ha mostrato la bellezza di questo sport che dà suspense fino alla fine. Quest'anno i ragazzi Mister Guida l'hanno fatto vedere tante volte, chapeau, sono d'accordo in toto con quello che ha scritto Mauro. E allora diamo spazio alle immagini con il Camarat che batte di misura il Priolo, si qualifica alla finalissima playoff contro il Montelepre. Vediamo le immagini targate Wii Sport e poi andiamo a chiudere l'appuntamento di questa sera con Lo Calcio. Il campo neutro del Marco Tomaselli di Caltanissetta fa da cornice alle Final Four dei playoff nel campionato di promozione, nell'appendice di regular season che mette in palio l'approdo in eccellenza. Spicca lo scontro diretto tra Camarat e Priolo Gargallo. Quest'ultimo ha chiuso al quarto posto nel girone D, mentre il Camarat si è dovuto arrendere nel testa a testa col Giarre alla penultima giornata, dopo il pareggio per 1-1 sul campo del San Giovanni Gemini. Arbitra il contro il signor Alessandro Ingrassia di Palermo, coadiuvato agli assistenti, anch'essi palermitani, Fabio Marino e Giuseppe Marino. La formazione del Camarat: Manna, Bizzini, Baio, Pettinato, Noto, King, Lupo, Giama, Marchica, Velardi, Serio. Anche al Marco Tomaselli di Caltanissetta, così come in tutto il territorio nazionale, viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Bergoglio. Partiamo col film del primo tempo. Subito il Camarat a spingere con Giama che apre a destra per Marchica, traversone molto interessante per Bizzini che non arriva all'appuntamento col gol al 25esimo. Calcio di punizione, ancora Giama col sinistro messo in calcio d'angolo da Romano. Minuto 38, Bizzini a sinistra punta l'avversario, mette all'indietro per King che esplode la conclusione col destro, solo la deviazione del portiere che non evita il gol dell'1-0. Una rete pesante, quella di King, che porta avanti il Camarat in questa semifinale playoff per il campionato di promozione. Finisce così il primo tempo al Marco Tomaselli di Caltanissetta. Partiamo col film della ripresa al 51esimo. Calcio di punizione di Giama che gira sul primo palo, non arriva Marchica. Minuto 54, ancora Camarat che vuole chiudere ogni discorso, cross dalla destra allontanato. Giama prova a coordinarsi col mancino velenosissimo, brivido per la porta avversaria, incrocio sfiorato. 70esimo, Priolo Gargallo con la Delfa che imbuca per Castro Giovanni. C'è la conclusione dai 22 metri che viene sporcata in calcio d'angolo da Manna. Minuto 76, cambi nel Camarat, entra infatti Marrone per Serio all'82esimo. C'è spazio anche per Sané al posto di Marchica. 90esimo, ovviamente il Priolo Gargallo si butta in avanti per cercare un pareggio che quantomeno porterebbe la sfida ai tempi supplementari. La Delfa pesca la testa di Ferla debolmente però verso la porta di Manna che para. Finisce così il Camarat, sogna ancora l'eccellenza, proverà a conquistarla nella finale playoff contro il Montelebre che nel frattempo si sbarazza del San Fratello Acquedolcese ai calci di rigore. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. E quando non ci riesci con il capocannoniere del campionato Jack Serio, quando non ci riesci con la qualità di Cristian Giama, di Velardi, di Carioto e così via, ci pensa l'uomo che non ti aspetti, ovvero sia Charles King, a realizzare, anche con la complicità del portiere romano che non è stato perfetto, il gol che ha regalato al Camarat di mister Accursio Sclafani l'accesso alla finalissima. Duello bellissimo tra Camarat e Montelepre, ci auguriamo di vedere veramente un grande spettacolo sul terreno di gioco dello stadio che scopriremo nei prossimi giorni essere il teatro di questo scontro. Lo vedremo naturalmente, lo commenteremo insieme lunedì prossimo con il nuovo appuntamento targato Lo Calcio. Ringrazio
tutti coloro i quali mi hanno seguito questa sera. Purtroppo puntata un po' particolare perché in mancanza di ospiti, in mancanza del mitico Salvorifici al mio fianco, non è stato facile portare avanti una trasmissione in questo caso abbastanza breve, non la solita trasmissione di quasi 2 ore, ma 1 ora e un quarto insieme a voi. Sempre un piacere stare in vostra compagnia. L'appuntamento per lunedì prossimo, ovvero sia per il 5 maggio, che notoriamente non è una data bellissima per chi, visto che tra altre cose per ora si parla del tracollo Inter, non una data bellissima per chi tifa Inter, ma scherzi a parte, visto che qua si parla di calcio siciliano, di calcio locale, sarà sicuramente una data bellissima per la vincente del playoff di promozione, sarà una data bellissima per chi dovesse agguantare il pass per la finale di Coppa Italia sempre di promozione, e speriamo che sarà una data bellissima per il Siracusa, perché sarebbe il day after del ritorno in Serie C. Saluto e ringrazio tutti quelli che sono stati con noi, vedete che vi siete continuando a collegare, purtroppo la puntata sta per finire. Ivano Vetere, Paolo Di Paola, Mario Vassallo, già citato abbondantemente per la sua telecronaca, per le sue immagini di ieri. Immagino che ci ha messo un po' a riprenderti, caro Mario, scherzi a parte. Grazie per avermi seguito, per averci seguito. Lo Calcio torna sulla pagina Facebook di Sportisili, sulla pagina Facebook Lo Calcio Più, sul canale YouTube Sportisili TV, dove potete vedere questa e tutte le altre puntate di Lo Calcio fin qui andate in onda, tutte le altre 26 prima di questa. Non dimenticate di seguire Sportisili non solo su Facebook e su YouTube, anche sul sito www.sportisili.it, sul profilo Instagram, sul profilo TikTok, sul profilo X, dove non manchiamo di pubblicare tutto quello che succede intorno allo sport siciliano a 360 gradi. Da Francesco Cammuca ancora una volta buon proseguimento di serata, buon lunedì, buon inizio di settimana, grazie ancora per averci seguito come di consueto. Appuntamento alla prossima.